così che Monsignor Cazzi, che era il direttore dell'ufficio catechistico, diventò membro della commissione per la fede. Io che ero insegnante in seminario diventai membro della commissione per i seminari e l'educazione cattolica, avendo modo anche di vedere come ho partecipato alle ultime riunioni. C'erano dei grandi nomi, Congar, per esempio padre Congar, ma avevano raccolto del materiale così, una decina credo di documenti che andarono ad aggiungersi anche agli altri. Alla fine credo erano 72 documenti dati a Papa Giovanni, i quali quando li vidi dice: guarda come ho fatto bene a fare il concilio, perché c'era qualche novità, ma se aveste letto il Gattopardo si accorgeva che avevano cambiato quanto basta perché tutto rimanesse come prima. E fu soltanto quando vennero dati ai vescovi del concilio, dice: ma c'era mica bisogno di un concilio, è un riassunto del passato, qui bisogna guardare il futuro. E Papa Giovanni e poi Paolo VI diedero libertà abbastanza ai vescovi per poter cambiare un po' tutto. Io, come è stato ricordato, sono diventato vescovo il 4 ottobre del 63, ecco, se tengo duro saranno 50 anni il 4 ottobre, anche ieri sera dovevo, dice San Francesco, no, in tutto il mondo è San Francesco, a Bologna San Petronio. E allora sono diventato vescovo lì, ma avevo già partecipato agli inizi di questa seconda sessione, ed è lì che invece si può dire quasi subito l'esperienza dell'incontro con Mondo 7, di cui ho saputo poi di quello che era avvenuto nella prima sessione. Qui vi dovrebbe chiedere a Monsignor Domenico Nucci, parroco di San Lazzaro, che era il segretario del Cardinale Del Carro durante la prima sessione, quindi lui potrebbe raccontarvi in presa diretta le altre cose. Le ho sapute, posso dire anche qui c'entra un po' San Lazzaro, perché una volta ero stato a trovare i miei preti in Brasile, nel ritorno ero in seconda classe, mi viene a chiamare lo Stuart, dice: venga in prima. C'era Monsignor Giulio Salvi, che è anche lui di San Lazzaro, del Parleto, che gli avevano dato il posto in prima, ed era mezza vuota. Ho fatto tutto il viaggio e lei mi ha raccontato di tutto, ecco, molte cose che ho saputo, le ho sapute anche da Don Giulio Salvi in quell'occasione. Alla prima occasione, come è stato ricordato, il Cardinale Del Carro si impegnava molto per la liturgia. Fra l'altro avevano chiesto tutti i vescovi, Papa Giovanni, alle facoltà teologiche, che dicessero cosa si sarebbe dovuto trattare. Io non ho visto quanto ha presentato il Cardinale Del Carro, ma credo che fosse soprattutto la liturgia e l'ecumenismo, perché Papa Giovanni aveva detto, si era augurato che il concilio facilitasse l'incontro con le altre chiese cattoliche. Ma lui, siccome continuava a interessarsi in primo luogo della liturgia, siccome teneva questi giovani poveri in casa, il movimento della Chiesa dei Poveri, che aveva due punte. Una era quella che faceva sede al Collegio Belga, Cardinale Suines, Immer di Tournai, ecco, lì facevano le riunioni perché c'era questo movimento. L'altro era dato dal padre Gautier. Padre Gautier era un francese che era andato a Nazareth a fare il falegname, per essere falegname a Nazareth come Gesù. Aveva fondato il gruppo delle Compagnons de Jésus, è un tipo molto più d'assalto, questo padre Gautier. Aveva preso un appartamento in affitto e faceva delle riunioni a venerdì sera. Allora, vogliono coinvolgere il Cardinale Del Carro, non pareva vero di avere un cardinale italiano che si interessasse del movimento della Chiesa dei Poveri, e il Cardinale Del Carro, che voleva continuare a interessarsi di liturgia, chiamò a Roma Condossetti perché seguisse la Chiesa dei Poveri. Ha seguito quella e ha seguito anche tutto il resto. Io credo che sia abbastanza risaputo, insomma, che i discorsi che ha fatto il Cardinale Del Carro sono tutti fatti insieme a Condossetti. A cominciare da quel grande discorso che fece il 6 dicembre del 1962, a 2 giorni dalla chiusura della prima sessione, proprio sulla Chiesa dei Poveri, dove è stato detto, insomma, che l'hanno preparato insieme al Cardinale Condossetti, il quale diceva, l'intervento, che la presenza di Cristo nella Chiesa emergeva in 3 punti. Il primo era l'Eucaristia, il secondo la gerarchia, il terzo il povero, come icona di Gesù Cristo. Secondo me l'Eucaristia era stata di tutte e due,
la gerarchia del cardinale del Carlo e nel povero era di Don Dossetti, perché se guardiamo quello che il cardinale prima diceva, si era sempre interessato dei poveri, ma qui era qualche cosa di un pochino di più. Non voglio ricordare quello che diceva Don Elder Camera, diceva: se io do da mangiare a chi ha fame dicono che sono un santo, ma se chiedo perché ha fame dicono che sono un comunista. Cioè, nel senso che questo atteggiamento nei poveri non soltanto è con l'aiuto, ma anche così il valutare dell'insieme. E lì c'era un movimento Elder Camera, qua non ha mai parlato, ma era attivissimo nel suo ricordo del concilio, aveva fatto una commissione di teologi e una commissione di vescovi, questi dovevano preparare gli interventi di questi, proprio e soprattutto per, diceva il concilio, una grande occasione della Chiesa per diventare la voce di quelli che non hanno voce. E allora soprattutto per la Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo era lì, ecco, che cercavano di inserirsi. Ecco, questo è la premessa, ecco, del perché Don Dossetti era lì. Potrei anche dire, mica per mancanza di ricordo l'intervento sulla cultura che fece il cardinale del Carlo, che faceva fatica a leggerlo e non riuscì a finirlo, tanto che il moderatore era il cardinale Destro e disse: il tempo è finito, e ce lo so di scrivere. E aveva preparato Dossetti, l'aveva portato uno di notte, il cardinale del Carlo aveva letto andando da dove stava per dire, ecco, sì, aveva detto il cardinale prima cosa doveva fare. Un'altra delle cose della prima sessione è che Don Dossetti, per l'esperienza che aveva avuto dalla Costituente, il cardinale dice: ma come? Dice che gli serve la politica per la Chiesa? Sì, perché si era reso conto di come queste grandi assemblee sono in mano ai segretari. I segretari mandano avanti, no, ma possono in qualche modo. E lì il concilio era in mano alla segreteria, che era il Vaticano, che non ci teneva tanto al concilio, datemi da fare la spia. Ecco, io dico, è come nella vita civile, i governi non amano i parlamenti, perché sono le opposizioni che scendono, parlo di verità, guardate l'America, ecco, povero Obama. Nella Chiesa il Vaticano è come il governo, il concilio era come il Parlamento, ma lasciate fare, non c'è qui a posto, no? E lui invece si era reso conto di questo, disse, aveva fatto studiare il concilio, aveva mandato Alberigo un anno in Germania per lavorare con Iedi, che era lo specialista dei concili. I concili sono in mano ai vescovi, no? Controllo e così, e allora bisogna che siano i vescovi a guidarlo. E la proposta dei moderatori credo che sia stata l'Arcaro, la fece il cardinale Arcaro a Montini, che l'anno prima l'arcivescovo di Milano si era reso conto e ha nominato i 4 moderatori, e sono loro che hanno guidato il concilio. Aveva nominato il cardinale Arcaro, quello che aveva avuto più voti in conclave dopo Montini, il cardinale Suines, che aveva alle spalle la grande facoltà di Ravaglia. Cardinale Deffler dicevano: sono i tedeschi che pagano il concilio, bisogna mettere anche un tedesco, perché erano i marini che dicevano così. Poi ci voleva uno della Curia, sai, Curia, allora hanno fatto nominare il cardinale Agagianian. A Roma dicevano almeno quello. E allora noi dicevamo che dietro c'erano i 12 vescovi, i 12 apostoli, erano i 12 cardinali che a turno dicevano la preghiera al principio e alla fine. E davanti c'erano i 4 evangelisti e per fortuna 3 erano sinottici. E sono i 3 sinottici, l'Arcano, Destro e Suines, che si servivano di Don Dossetti. Hanno fatto delle questioni che lui usurpava il titolo, no, ma perché poi non erano tutti 4 cardinali Castigliani, non ci stava tanto. Se 3 avevano bisogno di avere un consulente, perché che cosa c'era da rimproverare, no? Era mica la parte. Anche il cardinale Frenz aveva bisogno di un consulente che era un certo di Joseph Ratzinger. Allora, era normale, tutti i vescovi avevano, se 3 volevano averlo. Questa è stata. E io arrivai al concilio alla seconda sessione. Allora, devo dirlo, non si aveva l'idea che il concilio, ma sì, tanto è vero che io appena nominato vicare generale, siccome a Bologna, come voi sapete, al venerdì c'è il mercato, e i preti vengono in città al venerdì. E io ero appena vicario e dico: facciamo così, io sto a Roma da lunedì a giovedì. E
e poi vengo a casa così il giorno di mercato così per incontrare i preti che vengono in città. Ero vescovo da 6 giorni, era un giovedì, io ero in fondo perché i vescovi stavano in ordine di nomina, prima i cardinali, i patriarchi, arcivescovi, quindi ero l'ultimo, ero in fondo proprio. E invece lui era un moderatore. Allora vado su, finita per dire al cardinale del Caro, vado a Bologna, ha qualche cosa da portare. Stavano discutendo, si discuteva di collegialità. Collegialità vuol dire la collaborazione dei vescovi col Papa. E avevo fatto perfino un intervento, perché Monsignor Staffo, che dopo il cardinale era di Imola, dice: guardate che chi vuole la collegialità vuol togliere il primato al Papa, perché collegio un per i romani è un'assemblea di uguali, collegialità tutti uguali. La messa perfino nella nota previa che il Papa ha aggiunto nella Costituzione sulla Chiesa, collegio non va interpretato come romano. Allora vado là e stavo dicendo il cardinale Sunes a Del Caro: faccia questo intervento, perché Rossetti e Alberico avevano preparato un intervento per dimostrare che la collegialità è nello spirito del Vaticano, il concistoro dei cardinali, cioè è il Papa che chiede il parere dei cardinali. Qualche volta il Papa chiama i cardinali per dire: fate come ho già deciso io, ma per sé nella storia era il Papa che consulta il cardinale e poi alla fine decide, quindi una forma di collegialità. Avevamo fatto questo intervento e dice: faccia questo discorso. No, dice il cardinale del Caro, sono un moderatore, ho parlato l'altro giorno, non posso parlare troppo. Ma allora cerca un vescovo italiano che glielo faccia. Il segretario dice: quello di Iesi. No, dice quello no. E allora lì ce lo faccia fare dall'ausiliare. Lui non ci stava tanto, perché poi visto già la voce del padrone. A quel punto dice: ma che ci sta? Quindi se devo fare, telefono a Bologna che non trovo. E mi diedero il materiale. E il padre Bagaggini, il benedettino morto qualche anno fa a Cavallo, mi disse: dica anche questo. Io tutto il pomeriggio preparai l'intervento, poi la mattina dopo mi iscrissi e fu l'ultimo a parlare. Un vescovo francese, mio amico, dice: Bettazzi, io sono contento che tu abbia parlato, ma quando ho letto l'elenco io ero al 17° posto, tu al 23°, tu hai parlato e io no, perché i moderatori interessava. Fra l'altro così avevo tutta la clacca, perché i vescovi venivano vicino alla porta a mezzogiorno per tagliare le cose. Fece questo intervento un po' animato, sia lecito a me, anche se giovane italiano, e fece tutta la dimostrazione. E poi finì quanto poi la parola collegio. Se è vero che la preghiera esprime la fede, guardate la liturgia di San Mattia, quello che è stato nominato al posto di Giuda, e dice: Signore, tu hai unito Mattia al collegio degli apostoli, e mi basta. Oh, mi basterò per finire. Dopo 10 giorni il cardinale Frings fa un grande intervento sulla collegialità, non si torna indietro, è già deciso, non si va avanti. Chi gliel'aveva fatto? Il suo teologo Joseph Ratzinger. E l'11 ottobre, quando ha chiamato il superstite, saremo credo una trentina, eravamo in 10, quando ci ha salutato ha detto: veramente la volta ha citato San Mattia, per dire proprio perché dopo avevo dovuto intervenire. Ecco, questo qui è. Poi dopo lui stava attento, perché io volevo intervenire anche dopo, mi dissero: sentiva meglio di no, perché avrebbero ritenuto che era il cardinale del Caro. Ho fatto altri interventi successivamente, tra cui quello in cui si accennava, perché c'era, Alberico ne aveva parlato, il desiderio che il concilio facesse santo per acclamazione Papa Giovanni, e in alto non ci voleva tanto, e non era perché fosse contrario Paolo VI, ma siccome c'era chi spingeva per Pio XII e lui Pio XII non si sentiva, non poteva farlo senza l'altro. E quando insomma questo intervento che fu fatto il 4 ottobre del 65, poi corsi in fretta perché doveva andare a Montevideo, Sor Silvia entrava ufficialmente, il mio fratello ci mise, loro non c'erano limiti di velocità, credo 1 ora e 3 quarti.
E ecco, allora quel giorno avevo fatto un accenno e il giorno dopo vennero alla sera a San Petronio a dire: possiamo dire che lei ha proposto la canonizzazione di Papa Giovanni, purché non sia solo l'Avvenire, se no sembra che sia stata una montatura di Bologna. E il giorno dopo all'Avvenire il Figaro, l'Orantin, diceva è stata proposta la canonizzazione di Papa Giovanni. Il che vuol dire che c'era già il 28 ottobre, ricordo della elezione di Papa Giovanni, una funzione che diventò soltanto per la pace nel mondo. E lì Paolo VI disse: rivediamo in corso tutte e due, chi è il migliore vinca. E poi dopo, quando non potendo fare Pio XII, allora per accontentare tutti ha fatto Pio IX, Giovanni XXIII. Ecco, questa è stata la mia. È chiaro che, essendoli vicino, un'altra piccola cosa è che l'anno dopo mi ero reso conto che a lunedì non si faceva un granché perché si disperdevano i vescovi, mentre venerdì, che era l'ultimo giorno, cercavano di arrivare alle votazioni. Allora disse ai preti di Bologna: se volete il vicario venite lunedì o sabato. Allora lunedì stavo ancora, poi il lunedì pomeriggio veniva e il venerdì ero ancora lì. Tant'è vero che quel discorso, no, quello l'ho visto perché avevo saltato, ma l'anno dopo questo mi permetteva, al venerdì sera Padre Gautier faceva l'incontro delle chiese di poveri il suo, e lì andavo, ho chiesto scusa al cardinale del Caro, andavo lì saputo di del Caro, perché quello era talmente un puntoso, una volta che voleva che del Caro intervenisse, andò intorno alle catacombe di Brescia dove stava del Caro. E lui per salvarsi disse tutti gli impegni del pomeriggio e non uscì. Ma alla sera si parlava della Camera. Un vescovo dell'Indonesia dice: ma sapete che il Papa ha chiesto al cardinale del Caro di preparare il materiale per un'enciclica sulla Chiesa dei poveri, perché Paolo VI si era riservato alcuni temi, aveva paura che poi l'opinione pubblica, che i giornali, non si poteva parlare dei preti sposati, della pillola, della riforma della curia, anche della Chiesa dei poveri. Aveva paura che finisse nella politica. E dice questo vescovo dell'Indonesia: ma sapete che il cardinale del Caro sta preparando del materiale per un'enciclica di Paolo VI? Oh, padre Gautier, ma come? Deve chiedere a noi, e poi si volta verso di me. Ma lei che è il suo ausiliare, è vero che il cardinale del Caro sta preparando il materiale per un'enciclica sulla Chiesa dei poveri? Dico: credo proprio di no. Se fosse vero lo saprei. Ah, meno male. Tutto è andato avanti tranquillo. Vogliono scendere le scale, il vescovo del Belgio, Imerli, torna e dice: ha fatto bene del così, perché lui non deve saperlo. E tu così te lo sai. Perché voi Chiesa non lo siete, non subito, ma dopo mi dice: sì, è vero. Il Papa Giovanni voleva fare un'enciclica che fu poi la Populorum Progressio. Aveva chiesto del Caro, il quale tre gruppetti di vescovi, 4 o 5 segreti più della massoneria, 4 o 5 sulla Chiesa nella Bibbia e nella teologia, no, la povertà nella Bibbia, la povertà nella sociologia, la povertà nella pastorale. Poi questo materiale messo insieme fu portato al Papa. Non c'era un granché. Le due cose che il Papa fece subito sui diritti lì era di abolire l'esercito pontificio, c'era ancora l'esercito pontificio, e secondo di abolire il principe assistente al solito. Quando faceva i pontificali, il Papa aveva uno delle antiche famiglie romane, Torlonia, Barberini, Orsini, coloro di Niccolo Scalia, e agli inizi di gennaio riceveva l'aristocrazia romana, cosa che ha fatto ancora Papa Giovanni. Li ricevette ancora una volta e dice: grazie per quel che avete fatto in passato, non abbiamo più bisogno. La cosa più curiosa, e credo che fosse questo suggerimento di Rossetti, era: al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Ecco, questo fu presentato al Papa, ma insieme fu presentato al Papa perché i vescovi vedevano che non si riusciva ad avere. Nel numero 8 della Lumen Gentium c'è un ricordo dell'intervento di Del Caro. C'è Gesù povero, ecco, la Chiesa deve essere povera per essere in sintonia. Ma allora volevo un documento a parte, non sembrava. E allora
un gruppo di vescovi, il Collegio Bello, convocò, chi lo seppe, io c'ero anch'io per caso, alle catacombe di Domitilla, il 16 novembre, domenica 16 novembre del 65, una quarantina di vescovi avevano preparato un documento in cui 13 punti, i vescovi siano più semplici, non adoperino nomi dissonanti di eccellenza, eminenza, non stiano in grandi palazzi isolati, non usino mezzi di trasporto lussuosi, stiano vicini ai lavoratori e ai poveri. E ultimo era per le finanze, di Dio in mano dei laici fidati. Ecco. Questo qui presentarono e si firmò e si chiesero di distribuirle, si arrivò da 500 firme. Ci si era dimenticati, è stato 3 anni fa che le televisioni tedesche, non so come hanno saputo, vennero a chiedermi se era noi, non lo sapevo, dissi cercate l'archivio del vescovo di Tournai e hanno trovato i 42 nomi. Ero casualmente chi l'aveva saputo. E questi 500 firme ce le presentiamo al Papa, chi le presenta? Il Cardinale del Caro. E fu così che l'Arcaro contemporaneamente, all'insaputa di due, presentò da una parte così l'elaborazione ideale e dall'altra ecco la parte pratica. Ecco, questo è stato così quello che io ho vissuto con Mondossetti. Quando poi finì ecco, il concilio, uscì il 15 agosto del 66 la norma per cui 75 anni bisogna dare le dimissioni. Il Cardinale del Caro era uno di quelli che avevano parlato di questo, quindi doveva darle, ma se lasciava Bologna doveva lasciare anche la liturgia, che andava un cardinale che non ci credeva. Allora andò a Roma, quando tornò gli chiesi, ma di eminenza come è andato bene, il Papa mi ha detto che mi darà un aiuto. E intanto era uscito alla fine di settembre il piano di riorganizzazione della diocesi di Bologna secondo il Vangelo. Io che ero vicario non ne sapevo niente. E l'aveva fatto Mondossetti, io rimasi lì un po' così, ma quando disse un altro aiuto, sta a vedere che ha fatto Mondossetti vicario, secondo vescovo vicario. Il 4 ottobre in piazza, dopo la piccola processione, il cardinale disse: ho dato le dimissioni al Santo Padre e lui mi ha detto che per ora rimanga a Bologna. Io non sapevo niente, ma andai sul palco, eminenza, sento interpretare il pensiero di presenti di tutta la diocesi, ringrazio il Santo Padre che ce lo lascia e noi ci faremo in 4 per aiutarlo. La mattina dopo, con Arnaldo, il segretario, il cardinale è stato contento dell'intervento. Il 5 ottobre, l'11 ottobre ricevete la nomina da Roma, che ero vescovo di Ivrea. Ho capito perché il cardinale pensava, ecco, non sa, mi diceva di averlo come successore e che il Papa avrebbe detto abbiamo fatto fin troppo notare che Pellegrino a Torino, ma bene come vicario, tanto è vero che il successore, il coadiutore con diritto di successione, così si vedeva che aveva dato le dimissioni, però restava ancora per un po', fu il cardinale, fu il signor Poma che però non stava bene. E allora finché non stette bene, fu il 25 luglio che che venne annunciata la nomina del coadiutore, dal 26 novembre in cui ero diventato vescovo di Ivrea, fu vicario generale Don Giuseppe Dossetti, con una certa trepidazione dei preti, i quali però dopo erano contenti. Dicevano è più una base che un vicario generale, ci ascolta, ci segue. Questa è stata la mia vicinanza con Don Giuseppe Dossetti e anche dico l'importanza di Don Giuseppe Dossetti nel concilio, anche perché qui è una cosa che non risulta, ma questa l'ho saputo sempre lì. A un certo punto la segreteria aveva detto Don Dossetti non ha il diritto di venire in concilio perché la nomina consulente è informale, e a me hanno detto una volta che il cardinale del Caro chiese al Papa Paolo VI che con un biglietto avrebbe autorizzato Don Dossetti a partecipare, stando buono al concilio, e lui assisteva attentissimo. Noi a metà, alle 10:30, s'aprivano i 2 bar, no? Mariona e Barabba, e andavamo anche perché erano i primi gli interventi importanti, le prime volte erano buone. Io si stava attenti, se parlava Massimo Squarto, li cerchiamo di sentire. E lui ascoltava tutto, e al pomeriggio con Raniero Lavalle
che era direttore della Miniera d'Italia, stampato nuovo, faceva il paginone sul concilio e veniva mandato a tutti i vescovi, e i vescovi imparavano dalla Miniera d'Italia quello che gli era sfuggito il giorno prima. Per questo io credo che sia stato determinante la presenza di Don Giuseppe Fucci. Grazie.